Per la premiata serie Adesso o mai più, nell'ultimo fine settimana si è rifatta viva la sinistra, quasi a voler ricordare in vista di febbraio: ai blocchi di partenza ci siamo anche noi. Dopo l'indigestione relativa alla 2 giorni di Matteo Salvini, capace di ricandidare Christian Solinas ma anche di mollare la presa, lasciando ai sardi del centrodestra ogni decisione relativa a Villa Devoto, sono scesi in campo in contemporanea Alessandra Todde, Paolo Malinchedda e Renato Soru. La prima ha scelto San Leonardo di Siete Fuentes a Sant'Lussurgiu, il secondo il lussureggiante giardino di Casa Buscarini nel cuore di Nuoro. La città barbaricina in questo mese di luglio si sta rivelando la sede prediletta anche di progetti politici alternativi ai due poli estremi. Vedi il vertice dei partiti di centro, prima della vetrina di Antonello Peru e Stefano Tunis e della loro Sardegna al centro 2020. Tra tanta carne al fuoco sulla graticola dei consensi e delle astensioni, ecco, per la sorpresa dei più, ma non di questa emittente, l'annuncio di una possibile sfida solitaria, ma proprio per questo davvero più intrigante. Renato Soru, il nostro protagonista, ha scelto, come è naturale, la rete per confermare la propria disponibilità a rimettersi in gioco in vista delle prossime regionali. Il centro-sinistra, che lo aveva fatto fuori 15 anni fa, in questi mesi ha fatto finta di non essersi accorto delle nuove ambizioni del presidente di Tiscali, che ospite di Anthony Muroni in una memorabile puntata di Zoom si era dimostrato voglioso di ritornare in gioco e di essere almeno cerebralmente in forma smagliante. Ed eccoci ai fatti di Sant'Lussurgiu e ad Alessandra Todde, l'ingegnere nuorese, già sottosegretaria e viceministra nei governi Conte e Draghi, oggi vicepresidente dei 5 Stelle, che non nasconde l'ambizione per Villa Devoto, ma chiede di conoscere prima il programma della sua coalizione. Chiudiamo con Paolo Malinchedda, che, accompagnato dal sindaco di Quartu Graziano Milia, altro possibile candidato del centro-sinistra per il ruolo di governatore, e dal sempre presente Francesco Agus, ha raccontato il suo progetto per la Sardegna del futuro. Affidiamo la riflessione finale ad un saggio quanto antico proverbio napoletano che, tradotto, potremmo riassumere: con troppi galli a cantare non si fa mai giorno.